I lavori di sicurezza veri e propri, quelli del palancolato, sono stati conclusi nella tarda nottata, verso mezzanotte, ed è stato completamente chiuso l'accesso dell'acqua dal canale di Poderio al canale del Consorzio di Bonifica. È stata una lunga serata, quella di martedì. Ore e ore di lavoro da parte dei tecnici qui in via Pordelio, in zona Cavallarina, Cavallino Tre Porti. Sono già stati posizionati dei pesanti sacchi di sabbia mentre le gru continuano a lavorare e c'è già una prima stima dei danni. Si parla di almeno 1 milione di euro per risistemare la strada in cui si è aperta questa voragine profonda circa 3 metri e che interessa un tratto di 10. Ci siamo incontrati questa mattina con il tecnico dell'ex magistrato alle acque, precisamente del provveditorato dei lavori pubblici, e il quale ci ha confermato che si è formato un sifone sotto la mura di contenimento. Quindi la mura ha tenuto, però l'acqua, la forza dell'acqua con le alte maree degli ultimi giorni hanno eroso sotto proprio la mura ed hanno sifonato. Di proprietà dell'ex magistrato alle acque, la zona, secondo chi sta effettuando interventi da settimane, presenta troppe criticità. Tutti gli interventi che abbiamo fatto negli ultimi 15 giorni sono stati tutti dovuti ad arginature e situazioni di bricole che si spezzano, quindi dover mettere in sicurezza il traffico acqueo, ma soprattutto gli argini che stanno cedendo in decine e decine di punti. Abbiamo messo giù 1500 sacchi di sabbia per andare a preservare quei fontanazzi, quelle situazioni a rischio, però è impossibile da parte nostra sostenere questi ritmi perché sono troppi punti critici che abbiamo su tutto il territorio.